Benvenuti, oggi è martedì 2 aprile 2024. Il sole sorge alle 5.45 e tramonta alle 18.23. La luna sorge all'1.46 e cala alle 10.54. Oggi si celebra San Francesco di Paola. Francesco deriva dal latino Franciscus, ripreso dall'antico tedesco, ed è il significato di appartenente al popolo dei Franchi o semplicemente Franco. Un'altra interpretazione lega invece questo nome a Franco con il significato di libero. Il 2 aprile si celebra la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo, un appuntamento annuale istituito nel 2007 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. In Italia le statistiche indicano che circa un bambino su 77 tra i 7 e i 9 anni è interessato da questa condizione. È fondamentale promuovere una maggiore comprensione e accettazione sociale dell'autismo per costruire un futuro più inclusivo per tutti. Daniele Scardina festeggia oggi i suoi 32 anni. Da appassionato di Mike Tyson è diventato pugile debuttando in America. Daniele inoltre ha catturato l'attenzione di tutti nel 2019, quando è iniziata la sua relazione con Diletta Leotta. L'anno successivo ha dimostrato il suo talento anche a Ballando con le Stelle e nel 2021 ha conquistato il titolo di campione europeo dei pesi supermedi. Nonostante un grave infortunio dello scorso anno, non ha mai smesso di lottare. Giuliana De Sio, che oggi compie 67 anni, è un'icona del cinema italiano. Ha raggiunto il successo nel 1983 con 3 film memorabili: Scusate il ritardo, Chopin e Io, Chiara e l'Oscuro, che le hanno valso un Nastro d'Argento e un David di Donatello. E non si è fermata qui, ha continuato a intrattenere il pubblico con le sue partecipazioni a varie sitcom su Canale 5 e la partecipazione a Ballando con le Stelle nel 2017. Tommaso Zorzi compie oggi 29 anni. Dopo aver fatto il suo ingresso nel mondo dello spettacolo con Riccanza nel 2016, Tommaso ha partecipato a Pechino Express insieme a Paola Caruso. La loro avventura si è interrotta quando Paola ha scoperto di aspettare un bambino. Ma Tommaso non si è dato per vinto. Nel marzo 2021 ha vinto la 5ª edizione del Grande Fratello VIP, una delle più lunghe nella storia del programma, durata 5 mesi e mezzo. Il 2 aprile 2005 è una data che ha segnato la storia. Papa Giovanni Paolo II, dopo 27 anni di pontificato, ci ha lasciati. Ricordato per il suo spirito missionario, ha viaggiato in 129 paesi in oltre 170 visite, portando il suo messaggio di fede in tutto il mondo. La sua scomparsa ha commosso milioni di persone che hanno vegliato davanti a San Pietro fino al giorno del suo commovente funerale, l'8 aprile. Vi siete mai chiesti perché alcune persone hanno più rughe di altre? Oltre ai geni e allo stile di vita, uno studio dell'Università della California svela un altro colpevole: i microrganismi sulla nostra pelle. Sembra che un microbioma variegato possa aumentare le zampe di gallina, cioè le rughe intorno agli occhi. Quindi la prossima volta che vi guardate allo specchio, ricordate che non siete soli. Buongiorno ai 12, oggi Luna in Capricorno inizia la fase del suo ultimo quarto, quindi chiudendosi e diventando un po' più riflessiva, la Luna fornisce delle energie più calme, meno tensione negli aspetti dello zodiaco. Vediamo perché. Ariete, la Luna proprio per voi è in quadratura proprio al Sole e appunto inizia la fase galante e probabilmente un certo senso di stanchezza per voi o il dubbio che qualcosa non vada potrebbe essere il protagonista della giornata. Riprenderete il lavoro con una scossa di pigrizia che viene risvegliata dall'esigenza lavorativa. Coraggio. Toro.
La luna oggi vi consiglia semplicemente e saggiamente di rallentare un po', ma è una luna a voi molto amica, molto congeniale, per cui in amore e nei sentimenti e nella famiglia potrebbe auspicare a qualcosa di saggio, tanto da poter spendere qualcosa in più per migliorare o strutturare meglio una situazione. Gemelli, la luna di oggi è una luna con una distanza in gradi che non vi parla molto, vi parla invece molto Plutone, che tende a essere sempre più passionale e provocatorio. I pianeti in pesci vi danno un certo senso di confusione ancora in amore, ma presto saranno in scioglimento. Coraggio. Cancro. La Luna oggi è proprio in opposizione ed è all'inizio della sua fase in cui perde più energie. È una Luna appunto di depurazione, è una Luna che vi porterà comunque la possibilità di agganciarvi ad altri in termini di sostegno finanziario, economico o il caldeggiare in uno dei vostri progetti che sembra aver interessato parecchio qualcuno. Leone, giornata molto interessante, la luna vi lascia in pace e oggi non vi sentite ancora sovraccaricati. Ecco, vedete, il Sole in Ariete e Mercurio ancora giocano dalla vostra parte, seppure ancora sentite che tutto non è perfetto. Per le ambizioni c'è tempo, per adesso guardatevi intorno in maniera abbastanza serena. Vergine, oggi parliamo un po' di sentimenti, un po' di nostalgia, qualcosa che ha a che fare con gli ex, il passato, qualcosa che per voi vuole essere un monito per capire quali rapporti sono veramente ancora in piedi e quali no. Per voi oggi sarà importante stabilire un quadro della situazione affettiva. Bilancia, la luna in quadratura oggi vi rende un po' nervosi, è una luna peraltro che dà una leggera sensazione di fastidio, anche di stanchezza, eppure questi giorni verranno impiegati in maniera produttiva per concertare in famiglia qualcosa di interessante e di utile, un gioco di squadra in famiglia, insomma. Scorpione, la giornata oggi è una giornata molto piacevole in termini ancora di comunicazione. Sentite gli affetti intorno a voi, i pianeti in pesci vi danno molta forza, la solidità e l'ambizione di Marte nel lavoro, Saturno, e la dolcezza affettiva della mareomotrice Venere, che sembra essere per adesso la preferita di Nettuno. Sagittario, giornata molto interessante per rimettere le cose in prospettiva. La luna di seconda casa vi fa vedere tutto in maniera lucida e col suo buon accordo con Marte e Saturno tenta di risolvere dei problemi un po' annosi e delle soluzioni pratiche che finalmente vi vengono un pochino più in solido. Capricorno, una luna splendida per voi oggi che forma soprattutto aspetti al vostro pianeta principale, proprio Saturno, e con la vigoria e la forza di Marte. Oggi risalgono le energie e siete di nuovo i più forti e resistenti dello zodiaco. Forza! Acquario, giornata con una luna un po' romantica, un po' con qualcosa che ha a che fare con passato, ex, rivedere vecchi amici, rivedere persone che non vedevate da tempo, ma anche buone notizie per la risoluzione di alcune questioni legate all'economia e alla famiglia. Pesci, giornata oggi con una luna molto carezzevole e sensuale, soprattutto su Marte e Saturno, con la quale forma degli ottimi aspetti. Aspettate ancora che vi stupirà quando poi avrà a che fare con Venere e Nettuno, tutti nei vostri gradi. E beh, che dirvi, oggi è proprio una solida e importante giornata. Nel 1968, il 2 aprile, il cinema accoglie un'opera che avrebbe definito il genere fantascientifico, 2001 Odissea nello spazio. George Lucas, il creatore di Guerre Stellari, ha elogiato il film come il vertice della fantascienza per la sua precisione scientifica e la visione di un futuro possibile. Ancora oggi l'opera di Kubrick rimane un cult. Non a caso il film Barbie di Greta Gerwig inizia proprio con una citazione del film in questione. Oggi esploriamo la parola gattabuia. Questo termine che usiamo per indicare il carcere ha radici curiose. Alcuni pensano che venga da gattaiola, la piccola porta usata per far entrare gatti.
ma c'è chi crede che derivi dal greco katogeia, che significa sotterraneo. In Sicilia Catoio è una stanza buia e seminterrata. La prima volta che abbiamo letto la parola gatta buia in un libro? Nel 1883, in Le avventure di Pinocchio, quando il povero burattino finisce in prigione per aver accusato il gatto e la volpe. Come fare per recuperare tutti gli episodi di Almanacco che avete perso? Nessun problema, ci trovate on demand su YouTube sul canale Sicilia Play. Casanova, a differenza di Don Giovanni che collezionava conquiste, cerca il vero amore in ogni donna che incontra. Alto, affascinante, è un vero intellettuale, ha scritto ben 3900 pagine di memorie. Sapeva ascoltare le donne e aveva sempre la frase giusta. Da giovane una maga lo curò e da allora si interessò alla magia che usava per sedurre. Dopo la morte della nonna, la sua vita si riempì di avventure e pericoli finché non fu arrestato. Un tempo ammirato da tutti, finì i suoi giorni in solitudine. Ci lasciamo con la frase del giorno. Ci saranno ostacoli, dubbi ed errori, ma con il duro lavoro non ci sono limiti. E invece oggi un limite a questa puntata c'è ed è proprio questo. Siamo arrivati alla fine, ma non vi preoccupate perché ci ritroviamo domani, stessa ora, stesso canale, con il nostro Almanacco.